Una persona che comunque avevi visto più... Ma sì, io sono qua dal 2009, meno male questa signora le davamo passare, buongiorno, buonasera, tutto qua, educata, cortese, forse qualche ogni tanto, come va, tutto bene, basta, tutto qua. Niente. Era accompagnata da qualcuno di solito? Guarda, io l'ho sempre vista da sola. Sempre vista da sola, cioè sapevo che le figlie non abitavano qua, so che una volta qualcuno me l'ha detto, tutto qua, ma è sconcertante quello che è successo onestamente. Così Luca Morgan, il noto chef triestino titolare della Chimera di Bacco, che nel pomeriggio ha assistito all'arrivo delle forze dell'ordine per la richiesta di aiuto al 112 per quello che poi si è rivelato essere un omicidio. Abbiamo visto intorno all'1:30, forse le 2 meno qualcosa, carabinieri che sono arrivati a piedi correndo. C'era il 118, i vigili del fuoco, poi un'altra persona della sicurezza, dopo ho capito che era Televita, o chi per lui indifferente, e al momento ho detto cavolo, sarà qualche caldaia che ha svalvolato, no? Cioè, perché poi quando abbiamo visto tirare i nastri bianco-rossi ho detto questa roba è seria, deve essere successo qualcosa di più serio. C'è un po' di angoscia anche, sai, Trieste è una città piccola, questo è un quartiere, c'è il ghetto ebraico, un quartiere tranquillo, cioè queste cose qua ti fanno un attimo pensare, il differente, il motivo, cosa è successo. La notizia dell'assassinio dell'89enne triestina Isabella Tregnaghi ha gettato nello sconforto i vicini di casa, in particolare quelli che vivevano nello stesso stabile centralissimo, che hanno appreso la notizia dai carabinieri. Comprensibile lo shock e lo sgomento, così come una certa apprensione, perché in un primo momento non si era ancora diffusa la notizia del fermo della presunta responsabile. Abitando qua è logico, le persone di passaggio, ma non di persona, ecco, conoscenza proprio no. Certo che comincia a essere preoccupante, anche perché qua di notte c'è abbastanza caos, sono sincera. Cioè, a questi livelli di trovare queste cose no, però c'è abbastanza caos e dovrebbe secondo me essere un po' più controllata questa zona.